Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei è regionale 22, del su 2018, articolo 22. Storia, archeologia, geografia, cultura e pure tradizioni de una delle isole più belle di tutto il mondo. Parti con noi la seconda edizione de Saianna de su Tempus, un viaggio che su fatto partendo da su Capo Giossu de sa Sardegna fino ad arrivare su Capo Susu, passando poi zone interne. Dunque, sì che sì, e buon ascolto. Su viaggio nostro è partito da una bidda nome d'atteso de Castello. Seso questionenti de Uda, che allora ancora una discresia più bella del suo luogo de Cigerri, cussa de Santa Maria. E io fece scuricatrocio possa statali 130, a onde passarono tempus s'arruga romana a caralibus suicos. Poi arrivare in su sartu de bidda mastracia, a onde in su parco del sortumano, dove punti mattas a diolia centenariesa. Uno in particolare, che nanta Sarreina, tenne riforzisi prusu de 1000 anni. Pur in sabidda e subì una crisi antica, cussa de su pilar, fatta a metà de su 1300. Sighendi pruse scuricatrocio, si è arrivato su Vinzas e Gresas, fundata de su contio colino de sa Gherardesca, che vi ha stetto su fondatori de sa città e su meriti minas de pratta de questa zona. Dengunisi e su decidio di Arziai a nord e visitai a primo un monumento nurageso a commenti gusto di Santo Cosimo e a Goa Vittecidru con sa spendula su sciacquatrocio Liberty. Poca bai e subì su Montibeccio, su Chiavarra de Minasa e un burgo abbandonato de Miradoresi. Sagattauso auda una bidda de prusomancu 9000 bivitorisi che est accanto de Casteddu e se subenius in noi poi biri uno dei scresias più bellas de dati medievali de tutta sa provincia de Casteddu. Se su questionendi de sa gresia de Santa Maria de Uda, estete affregata prusomancu in su de 12 seculu agoa de Cristu, stivata sicuramente de i monacus Vittorinus de Marsiglia. Est uno stile romanico, franco-provenzali, ed è arrivato in noi prusomancu già a partire de 11 seculu agoa de Cristo. Noi bieso però sa parte interna per uno scanto de particolarisi. Entro su questa gresia già vorrei subire
particolari che si contano una storia più antica del Medioevo. Questa qua santiera è stata fatta pigliando un capitello romano in stile corinzio e danti lasciata in noi fino a oggi. Ma noi scetti questo, un esempio di dati più antichi che testimoniano la presenza dei uomini a prima del Medioevo in questo luogo. Sì che poi abbiamo già che la Grecia è trinapata, e stanno divisi in tre parti, e queste parti vunti dividono proprio con colonne che indiano di un tempio di età romana, mentre i capitelli vunti di età medievali, a parte uno, questo che abbiamo a mano diretta, che è un capitello corinzio, che è piegato sempre di un tempio di età romana che viene noi a primo della Grecia. Manca da questa statua di Santa Maria, poiché in noi è in fase di restauro, ma un'altra cosa interessante è che questi due leonisi che punti a sutta de sartari de Sagresia. Punti due leonisi, punti due sculture fatte in edadi medievali. Due punti altri particolari, sempre a intro, per subire in su muro dessa parti laterali, dessa parti de nord, due pitture che hanno agattato uno scanto di anni a oggi. Quanti due pitture, ma non scelgo bene che rappresentano e chi da arrivata. Noi ci possiamo subire forse una bestia, un mostro, ma non si comprende bene mera. E noi un'altra pittura che pare un pesce, su pesce che è comunque un simbolo del suo cristianesimo. Se subessi a fuori della Grecia, può dire la parte esterna. E sul lato del sud, abbiamo un pero della verda arba, una verda tipo su graccari, in pizzus sculture che rappresentano uomini, animali o mattas. Questa Grecia sicuramente è stata fregata in pizzus di una Grecia più antica, una Grecia che sicuramente è stata fatta in suo periodo bizantino. Sempre in parte meridionale abbiamo un'altra enna, in pizzus s'architravi con un simbolo geometrico, ma non scelgo bene il rappresenta. Invece, in Ogiburu può subire una croce che probabilmente è stata fatta dai ordini dei cavalleri di Santo Giovanni che hanno fregato la Grecia in su 12 secoli a de Cristo. Ma sì che uso abiri questo edificio spettacolare, poi man mano che si chiuso si accostano in sa parte a Palasa, onde due sabside. In Dogna Verda per subire pure sa parte che ha fatto su tempo, con su vento, sa pioggia, difatti in sa parte più bassa, sa verda come tipo resibiri, esti un vago sderrutta. Però ponnai che questa Grecia tenere 1000 anni su Bruso Manco se stia allogata a Benimela. E si è arrivato in questa parte della Palasa di Sagresia, che è esponida a Obregidroggio, come tutti i Cresias medievali della Sardegna. Due croci santi colpi, una è questa, che assimila la mera a sa croce dei Ordini de Malta, e quest'altra invece a sa parte de Manca, differenti da tutti gli altri che abbiamo in Sagresia, in sa parte di Afforas e in sa parte di Intruso. In noi però si chiuso può dire su barco che doiesti in Foras de Sagresia e pure su Chiavarra de altrus edifici che hanno costruito a primo de Sagresia di Santa Maria.
Il suo giardino è pieno di verdas, traballadas, commenti questa colonna de dati a romana. Dunque, per su pensare che a primo de fraigai sagresia de dati bizantina e cussa de dati a romanica dove era un tempio de dati a romana, ma non sceso a chi ne viera dedicato. Però un elemento importante, a pizzo su dedotto questo ragionamento, esti s'acqua non su da gattasu merabortas in cresias, logus religiosus. In Ogiburu s'acqua è un elemento importante. Voi sempre sul giardino dove è un ubuzzu con sa bucca fatta de verda de carcari, è un ubuzzu che è venduto pruso manco 10 metri e zinara raga s'acqua esti miracolosa. Due punti documentus che questionano dei miracoli che punti avvenus in questo luogo, che punti status attribuiti chiaramente a Santa Maria. Ancora oggi sa gente festeggiara ogni anno sa Santa e ancora sa gente deuda e non scetti credere che quest'acqua si era miracolosa. Agora, deuda se sull'ompius in sa bidda de Siliqua. Est una bidda de su Gigerri che conta puso manco 4.000 bividorisi e se su benius noi può biri una gresia intitolata a Santo Giorgi che teneri uno scanto di particolarità in sa facciata. Difattisi, in su 1982, mentre puntavendi il restauro dessa facciata, Boghendi sintonacu ante agattau uno scanto de verdas con simbolus. A mano diretta per esubire stemmas araldicus, sicuramente de famiglie pisanas che antibivi in su castello de Siliqua, e a mano manca invece un altro stemma araldico, ma canta una rappresentazione del su castello de Siliqua, su castello di Acquavrida, che è stato costruito in su XII secolo agoa de Cristo. Però poi testi importanti questa perda. Poi rappresenta su castello con un ponte con 6 arcadas che collegara sa torre de guardia con su mastio. Poi questa torre esti sciusciara e su ponti non si biri prusu. Dunque esti un testimonio importante meta de come ti viera su castello in su 1200 agoa de Cristo. Sempre in sa parte esterna, in pizzus de questa enna, bieus un'altra verda, sempre una verda de Craccari, con una scritta incidia fatta sicuramente in età spagnola, dunque si sono questionandi di un tempo che andrà da 1500 a 1600 agoa de Cristo. In questo viaggio in su Gigerri ho deciso di sivrimai in su sarto de bida mastraja. Poi dove è un varco che dinanta sortumanno, onde in 13 ettari de mannaria due punti migliaia de mattas de olias secolaris. Una in particolare, questa che tengo a Palasa, dinanta Sarreina. Nanta si stima che è una dei più beccias, dei più antigas de tutto il Mediterraneo.
gli studiosi questionano de 1000 anni de beccesa. Pensate che tenere un diametro di 6 metri è una tipologia di oria antica mera, di nanta pizza e carroga. È una delle più antiche che fu arrivata in Sardegna, portata sicuramente dai fraris Vittorinus de Marsiglia e tacinta tra i Vittorinus de Marsiglia. Poi su del XI secolo a.C. Quest'ordine de Monacos è stato zerriato dei giudici de Castello. I giudici che hanno fatto fregare su Castello de Gioiosa Guardia, che si proprio accanto del Sortumano. Quando arrivano a Spisanos, su Castello de Gioiosa Guardia, esti proprietari del su conte Colino de Sa Gherardesca, che era summeri di tutta questa zona e sapere a raffondare questa città di Videgresia. Oggi questo sarto, questo parco è protetto da questa regione manca essa gente benjara comunque a regole storia. Pensate che fino a uno scanto di anni oggi, sa proprietari dei Mattas non era sa proprietari di sa terra. Era una lei sicuramente antica che era del Medioevo e che stia a varrare fino ad uno scanto di anni oggi. In antichità questo varco fu a mano fino a 300 ettari, ma un luogo a singizio del 900 dare a bruciare po' sa maggioria. E de su sartu de Bidamastraja se sull'ompius in Sabiddas, agattaus in sa Prazza Egresia, in questa prazza dove est una cresia importante meda po' San Romanico in Sardegna. Questa cresia è stata nominata Santa Maria dei spagnoli, ma prima ancora via da sa cresia de San Ranieri, quando sa bida de Bidamastraja fiada in possedimento de Ispisanos, che noi hanno comandato quando hanno fondato Videgresia e hanno fatto le mineras de Prata che agattato in tutta questa zona. Ma poi è importante questa cresia, poi in sa facciata per subire accanto de San Rosoni una scritta che si questiona dell'architetto che l'ha fatta Arzocco de Garnas in su 1318. Dunque questa è l'unica menzione di un architetto di età medievali che ha deciso di lasciare su nomini su in una struttura sacra. A mano manca abbiamo una colonna fatta posta in età spagnola, si penserà un po' le esecuzioni che si venta in questi anni. Videgresia, in parisi con Carbonia, è la città più importante della costa del sud precitrocio della Sardegna. Ma la storia di Videgresia è una storia antica mera. Tutto parte in su 1258, quando
in Sardegna arribanta i Spisanus, con su conte colino dessa Gherardesca, quindi sciusciara su Giuigau de Casteddu. A goa de sa battaglia che abbiu a Rui su Giuigau de Casteddu, su conte colino dessa Gherardesca cominciara a diventare meri de tutto questa zona. Poi scioperara proprio questa zona. Poi viera sa prusa ricca de tutta sa Sardegna, poi in noi dove vianta i minas de Vratta. E fundara proprio a god uno scanto de annus sa città de Villa di Chiesa, che oggi narausu Iglesias o Bidegresia. Is arrastos de questa storia antica du subiesu ancora soi, con i muras che accortillant tutta sa città, di puntava a Raus un bello scanto, e sicuramente Bidegresia è una delle città dessa Sardegna che era logau più bene is arrastus del su Mesuevu. Sa prazza de un di seus partius è proprio prazza conte Ugolino della Gherardesca, che può resonare è proprio su fondatori di questa città che ancora oggi è sapere allogara testimonius importanti del su Mesuevu sardu. Sigheus mo su cammino e de sapere is trascresias dell'epoca medievali dessa città. Fino a su 1800 già è tutta sa città di tenere ancora in murus che è cortillanta tutto sa bidda. Però oggi sa parte mellus allogata, anzi s'unica allogata è proprio sa parte del su capo e susu dessa città. A onde può subire turrisi con feritoias e meurras guelfas. A uita sa famiglia del su conte Ugolino dessa Gherardesca fa di parte proprio dessa fazione guelfa, mancai is parentesi vianta invece dessa fazione ghibellina. Proprio per gusto Dante Alighieri, Duvonneri in Sinferru, in sa Divina Commedia. Ancora oggi, por esempio, fa una bella passillata che in Ghizzara dessa prazza de Conte Ugolino della Gherardesca e seguiri finza arribai a su casteddu de Salvaterra, che si su casteddu che controllaiera sa città in etadi mesuevali. Atras turrisi da santi sciusciatas, atras ancora da santi restauratas e atras da santi torras a un perai a commenti domus. Moi biesu uno scanto de turrisi che puntistettias di fattis un peradas a finzas a singhizzu de su 1900. Poi subiri puru is turrisi che anti torrau a un perai finzas a singhizzu de su 900. Difatti sa turri che esti a Palamias tenniri in pizzu i meurras ghibellinas che andant de moda proprio in questo periodo, in su periodo a undi andare de moda su stile Liberty. E dessa parte di afforas con i murus sesu intrasu in sa bidda Bidegresia, sa bidda proprio des Cresias, poi taccindi punti medas, una deis più bellas è questa de Santu Francisco, sa gattausu di fattis in prazza e guvento, poi pigara su nomine questa prazza del su guvento des francescanus che in etadi mesuevali e antavatto questa Gresia. Su stili est uno stile gotico, che è già a goa del sul romanico, sa verda un perada e perda vulcanica dessa zona, ma è poi intrausa intrus bobiri una opera artistica del su Mesuevu, fatta da Antioco Mainas in sa prima metà del su 1500. Seus intrausu entrusu dessa Gresia de Santu Francisco e por esubiri sa statua originali de marmo che raffigurara sa Madonna Pringia, una delle statuas più importanti di tutto s'arte ecclesiastica de Iglesias.
Un'altra cosa importante è sicuramente sul retablo fatto da Antioco Mainas, un vittori Casteddaiu della prima metà del 1500. È un'opera importante per esibire a suo centro sa Madonna in trono, in pizzo sa crocifissioni, in pizzo a mano diretta son torsola con i scumpagias, in pizzo a mano manca sa lapidazione del Santo Stefani, in bascius a mano diretta piesu s'adorazioni des pastorisi e in bascius a mano manca piesu s'adorazioni dei maggius. In bascius a su centro sa resurrezioni. Questa è sicuramente un'opera importante mera, po' dotto sarti medievali sarda, e poi naiga quest'opera è mancata in Sagresia po' meras annus, dei annus 30 fino a torrai in annus 90 e dunque poi quest'opera a Varrara in Sagresia de Santo Francisco. La piazza più importante di Bidegresia dinanzi a Piazza Quintino Sella e si dedica a uno dei personaggi più importanti di questa città, di cui è arrivato a scuola mineraria e che ha ridonato un'impronta manna per su spettera in Minas. In 1871, dunque, la popolazione di Bidegresia decidiu di donare questa cittadinanza onoraria a Quintino Sella e in 1885 anticommissionato su scultori Giuseppe Sartorio devai una statua a esso dedicata. Difatti si biesu a palamisa su busto de Quintino Sella, in bascius doiesti un minadori con scraffeddo e marteddu e in brunzu biesu uno scanto de Ainasa chi un peranta in Samina, dunque Palasa e Picconisi. In susartu de Bidegidru, a intrusu de nupadenti mannu, de mattas de Olias e de Ollastu, a spesi de su Montellinas por esibiri Sagresia de Santu Sisinni. Sagresia estetia costruita in su XVII secolo a.C. in pizzus de un'altra gresia, prus antiga, po su rinnovau cultu po su santu. Spezia agoa chi s'arcibispu Francisco de Esquivel, quando ia gattau un scanto di reliquias a un di moi doiesti Sagresia de Santu Luciferro in Casteddu, ia donau un ossu de su santu a su canonicu de Bidegidru. Sagresia estetia fatta de maniera simple, con tre loggias in tre parti differenti, che parti de sa parte innanti e a due punti cussas laterali. Per esibiri a intrusu una crovettura fatta dell'inna a navata unica. La festa manna de su Santu si vari d'ogni anno il sa primu domingu di agosto, da ribara gente de tutto su Sarto, de tutto su Campidano. Su culto de Santu Sisinni è arrivato in Sardegna probabilmente in su Mesuevo e è arrivato vinzas i di de oi. Ma Santu Sisinni, chi esti onorau specialmente in tutto su Campidano, e connotto pure po' essi su scacciacogas. Beniri difatti si invocau po' ndiogai iscogasa o sa surbiles, chi vunti questa brusciasa
de questa tradizione accappiata a queste femminas che in disuccianta su sanguini ai spipiosu pitichettus. In età spagnola sceso pure che in Bidecidru esistette un processo mannu a scocas. Ancora oggi Bidecidru è connota in tutta la Sardegna, può essere sabita dei sbruscias. Bidecidru nasce ai spesi de su Montellinas, era già connota in su passato po' Saerisana, sendi Airi de Monti, po' su Vileverru, po' Soludeolia e pure poi Cerecias. Ma questa bidda esti oggi in un luogo che arrennesce a accappiare le tradizioni agropastorali con sa modernità. Sa bidda è connota pure poi esistette sul luogo di origini di Giuseppe Dessì, su scrittore, che oggi ha riambientato sul romanzo suo più famoso che è Il Paese d'Ombre. Grazie a questo romanzo, Giuseppe Dessì ha vinto in su 1972 su Premio Strega. L'offerta turistica di Bidecidru è manna. Bandara dei Spadentisi, dei Ilici, finzas ai museus e scresias a intruso de Sabita. Ma dove è un'opera particolare e de spanto che vorrei esibire proprio in centro dessa città. Esti su sciacquadroggio pubblico. Su sciacquadroggio pubblico è stato progettato dall'architetto Enrico Pani e è stato inaugurato in 1893. È stato fatto in maniera liberty, come si imparava in quell'epoca. Tenere una grovettura dell'inna agguantata da 22 colonne di ghisa, che accarraggiano 36 l'acusu de verda de dracchitti e in mezzo per esibire questo tubo manno de ghisa onde passare a s'acqua. In sa parte innanzi dove è invece una fontana artistica che tenere sculturas de marmo, a commenti sirenas, un lioni e una lionissa in sa parte centrali e tutto in giro due punti caras de Angelus. Sarto de Bidecidru ha intruso de un paesaggio che arrecora gusto dei Alpisi, con una roccas de verda, de granito, a rosa e grigio, potete visitare sa spendula. Sa spendula nasce da Sarriego Ginas, che partiri da su Monte Santumiali e fari 3 sbrinchidus mannus po' un'artaria de 60 metri de dislivello. Quando arriva a s'ultimo brinchido, che è de 30 metri di artaria, da ruiri in uno gutturo con un'aguglia che dinanta i scampanas de sisini conti. Agua che ruiri, sigiri, su cammino su, face su Campidano, pighendi su nomini de Arrios e Danzo. Questa spendula ha rispantato meda su poeta Gabriele D'Annunzio, che in su 1882, po' su giornali che di Naranta Capitan Fracassa, gli ha dedicato uno scanto de versus poeticus.
su sartu deggono sfanatica in mesu de una baddia onde passara un arriu mannu poresi visitai sa tumba dei gigantisi de Santu Cosimo, che sa gente conoscere pure con su nomini de sa gruta de Santu Giovanni. Questa tumba dei gigantisi, con la longaria de prusu de 22 metri, esti una di sprummannas de tutta sa Sardigna. Sa tumba è stata fatta in sedadi de su bronzo mesano, dunque a intruso de su XVIII e su XV secolo annantisi de Cristo. Sa cosa particolare è che sesedra, che generalmente esti semitunda, in oggi è proprio tunda. È stata fatta ponendo in sa terra pertas mannas de granito. In questo circolo, dunque, per pensare che in ora Gesù fa diventa i ritualisi dessa morte. In mezzo passerà una agora, un canale che partì su passadizzo dessa tumba e di accapara finza a Sarriu. Is perdas che anti un perau dieninti de su logo, vunti perdas de granitu e come ti vuoi esibire vunti graisi mera, pesanta a su mancu 3 tonnelladas. In bascio su de sesedra due vunti i banconi sedilisi, etta serbianta. Probabilmente può ospitai sa gente che veniera in noi può rende onori ai mortos. Sceso vero che i sardus antigus in questa tumbas fa diventa su rituali de sincubazioni. Ita esti sincubazioni? Esti uno rituali a undi sa gente quando teniera sonno malusu, bisus malusu, cicara de entrare in contatto con i mortus. E dunque, come si narra pure Aristotele in suo quinto libro de sa fisica, i sardus dormianta accanto de stumbas de is eroisi. Dormianta po 5 disi e 5 notti de vilera, finza saccando uno sananta. Poi non sceoso che questo conto è vero, non sceoso che questi fatti vunti avvenuti diaresu in etadi nuragesa, ma sicuramente puro sa gente che bene a Goa ha riconosciuto questa tumbas come locus sacrus. Ancora oggi i sardus zerrianta questo edificio come i tumbas dei manus, dunque sa gente che bene a primo dei issus. Sa tumba est una via de mesu. Entro su is tumbas de gigantis de tipologia megalitica e cussas invece più recenti commenti cussas ciclopicas. Difatti in murus, come ti vuoi esibire, funti fattus de verdas una in pizzo e satra, con perdas propiticheddas e mesu terra. Però sa grovettura è stata fatta con perdas mannas che dinarausu piatta banda. Sa tumba è stata scavata dall'archeologo Giovanni Ugas in su 1981. In oggi ha riagattau uno scanto de scheletrus, de ossus, de prendas, cannacas, orechinus e pure uno testo mannu di argilla che oggi può esibire in su museo archeologico de Castello.
Est un testu che forse si conteniera acqua o poca lincuno binu e a forza est affrorigiau con uno scanto de simbolus che dinarausu a pastiglie e punti tipicus de su brunzu mesano e andant duncas de su 18 secolo anantisi de Cristo finzas a su 16 secolo anantisi de Cristo. Montibecciu est un luogo che est accappiau a sa figura de Giovanni Antoni Sanna, su primu chi ha cumprendiu che su sfruttamento dei minas podiat essi s'affario e su secolo. E difattisi andau prima a Marsiglia e agò a Torino, poi cais capitalisi po cumenzare is traballus, piri su 28 di aprile del 1848 sa firma del satto dessa concessione perpetua de su re Carlo Alberto. Questo luogo abbio traballai più di 1100 minadorisi e su 1865 poresunai che is minas de Montibecciu funt istettias is minas prus mannas de totu su Regnu de Italia. In su burgu de Gennas, che est sa parte più caratteristica de totu Montibecciu, por esibiri ancora is edificius de serviziu, commenti su spidali, commenti sa caserma, puru i domus de sa genti chi in noci ha ritraballau. S'edifiziu più particolare sicuramente est sa domu de su dirigitori. Oi, paghendi un biglietto, poresi con i ghias visitai questa domu e poresi puru fai passillatas a pei, a bicicletta, poitta tutto questo luogo est istetto inseriu a intrus de su camminu minerariu de Santa Barbara. Atteso uno scanto di chilometri su burgu de Gennas, ma accanto de sa mina de Montibecciu pores agattai questa bidda spettrali che dinanta a Villaggio Righi. Su Villaggio Righi è stato costruito a partire dal 1937 ed è per il suo nome in su a ingegneri Arvedo Righi, chi è stato il dirigitore mannu de Samina de Montibecciu del 1927 a 1930. Dove funti una decina di palazius de forma quadrara, onde in ogni palazzo viviant 10 famiglie. Fiant comunque apposentus mannus e ogni famiglia teniera un luogo onde vai sorto. Ma questo burgu abbandonau est accanto a meda de sa mina e dunque i minatorisi, pur quando non traballant, poriant a biri is cantieris de Montibecciu e puru su puzzu minerariu. E sunau che noi sa gente ha cominciato a vivi del 1938.
e su burgo è stato abbandonato in s'accabu degli anni 70, quando sa mina ha cominciato a produrre più spago. I moi tutto sderrutto per subire arrogos de mattoni, ciumento, tutto sta ruendi, a palasa per subire su chiavarrara de una giminera. Ci fu stati su progetto, su può torrai a fare nascere questo luogo, però ancora non do estinuta. E i unici vividorisi di tutta questa zona vunti iscravas che pascinti in noi in questo sarto. La Sardegna è una delle terras più ricche di minerali di tutto il Mediterraneo. Pensai che i saregus antichi serrianta s'isola Argyrofleps Nesos, che bolinai isola de Svenas de Pratta. Ma la storia mineraria della Sardegna comincia già a partire dal 3300 a.C. Siamo a s'accabuto sinolitico in sedadi e sarramini e sardos cominciano già a traballare il primo metallus. Cominciano con la pratta, a seguire sarramini e in età di nuragesa, a partire da sedadi e bronzo, agattaus sa prima lega dessa storia e stenai su staini con sarramini. Difatti, la civiltà di nuragesa è stata una delle civiltà delle antichità che sari torrao a fare arrivare fino a questo tempo nostro medas armas, prendas e ainas de bronzo e altri metallus. Ma dopo un'aia pure in sedadi punica, romana, teneus su sfruttamento dei minas. E questo sfruttamento, che si prima era poco tempo in sedadi spagnola, tornarà a nascere in maniera manna a partire dalla metà del 1800. E dunque in tutta la Sardegna, ma specialmente a partire proprio dalla costa sud-occidentale della Sardegna, su Sulcis e su Iglesenti, teneus su sfruttamento brusmanno. Cussa de Montebeccio è stata una delle minas più di importo della storia della Sardegna. Ha ricominciato a traballare a sa metà del 1800 e era accabato in 1991. In noi si piganta minerali come sa blenda, sa pratta, su brumbu, ma due punti minerali in mera, che punti a rarus, che punti spainaus in collezioni di tutto il mondo. Ancora oggi, che andai in musei di minerali o chi biesi collezioni private che punti in giro per il mondo per esibire minerali che arrivano proprio da Montebeccio. In sa puntata chieneri, e uso a fare visita a sa costiera sud-occidentale della Sardegna, su Sulcisi. Luogo connota s'impruso per sa storia di minas umperata già a partire dell'età di Nuragesa, su Bino Carignano e su Mari. E uso a partire della città di Brumanna, Carbonia, fondata in su 1938 per su sfruttamento dei minas dei gravoni e contraddistingue dessa architettura razionalista, ma ricca pure de storia più antica mera. E usa a seguire i visitendi su burgo de Trattalias, e sa seu de edadi medioevali, sa bidda de Nucisi e sa chiesa paleocristiana de Sant'Elia.
Saper da vita de Lucia Rabiosa a sa baronia. Si chendi faccia mari e usa visitare sa bidda de Sant'Anarresi, con ottavo su vino, su jazz e pure sa praia stravanata de Portopino. Dengunisi, e usa scoperri s'arrasto de sa bidda abbandonata de Bidarriusu, con sa turri d'età spagnola, e sa crese mesuevali de Santa Marta. E usa accabai sa passillata in s'isula prummanna de sa Sardigna, Sant'Antioco. Archeologia, minasa e naturalesa incontaminata s'avvertanta. Po questa puntata è tutto. Si salutausu, si torrausu grazias e si convidausu a si seguire in sa prossima puntata. Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei regionali 22, del su 2018, articolo 22.